Buongiorno, sempre in diretta con Focus TG. Un altro incidente mortale questa notte a Mira. Una donna si è schiantata con l'auto contro il casello. Andiamo in diretta da Edi Caliman. A te, Edi. Direttore, buongiorno a te e ai telespettatori. Con Sandro Ponchio siamo alla barriera di Mestre, dove questa mattina intorno alle 4:50 del mattino una donna si è schiantata proprio dove vedete attualmente i lavoratori, gli operai ancora al lavoro per ripristinare la barriera, il casello su cui si è schiantata la donna, che procedeva, secondo le prime ricostruzioni, ad altissima velocità. Pare sia stato un colpo di sonno l'origine dello sbandamento che ha fatto entrare sostanzialmente la donna di sbiego, evitando le fisarmoniche che delimitano le corsie e che di solito fungono da sicurezza proprio per eventuali incidenti al casello delle autostrade, e invece la signora è riuscita a entrare di sbiego e schiantarsi contro una delle colonnine di acciaio che vedete che aiutano nelle rilevazioni del traffico proprio prima dei caselli, e schiantarsi completamente nel lato destro del guardrail, motivo per cui sono due i caselli attualmente fuori uso. Uno è stato ripristinato pochi minuti fa, poco prima della nostra diretta. Su il primo, quello che ha avuto più danni, sono ancora al lavoro gli operai di CAV che ha permesso questo collegamento da cui ti stiamo parlando, direttore. La donna non si hanno ancora tutte le generalità della donna. Quello che si sa è che è una signora di circa 40 anni e sul posto intorno alle 5 del mattino sono intervenuti insieme a vigili del fuoco anche il SUEM, che non ha potuto fare altro che constatare il decesso della signora. È stata chiusa la pista di esazione, appunto, come dicevamo, è quella a lato. Una intanto è stata riaperta. Sono stati pesanti disagi sul traffico, soprattutto nelle prime ore del mattino, quando il traffico ovviamente è più intenso, e ora invece sembra scorrere e tutto è tornato alla normalità. Da Mira, innanzitutto, direttore, ti diamo anche conto di un altro grave incidente che è successo nel centro di Borbiago, nella via principale, via Giovanni XXIII, quando sabato una bambina di 3 anni è stata investita da un pirata della strada. Era questa bimba mano nella mano con la madre, nell'altra mano il fratellino di 5 anni, e poco dietro di lei la nonna con il fratellino neonato. La bambina, non vedendo arrivare nessuno, ha preceduto di qualche centimetro la mamma, andando nel centrostrada sulle strisce pedonali proprio a ridosso del semaforo, che attualmente non è in funzione. Questa macchina, che secondo le prime ricostruzioni andava a più di 100 all'ora, ha cercato di evitare il gruppo di persone e la bambina che stava attraversando in quel momento, però l'ha colpita, l'ha fatta sbalzare a terra, rompendole qualche costola e una gamba. Attualmente è ricoverata all'ospedale All'Angelo di Mestre. Non è in gravi condizioni. Quello che è grave invece è lo stato psicologico della bambina, che adesso ha paura di rimanere da sola, e ovviamente la famiglia chiede a chiunque avesse visto questo pirata della strada, che una volta toccata, una volta investita la bambina è scappato ad alta velocità, di prendere tutti i riferimenti e consegnarli alle forze dell'ordine. Direttore, se non hai domande, con Sandro Ponchio qui dal casello di Mestre ti restituisco la linea. Grazie molto alla nostra inviata Edi Caliman, a Sandro Ponchio per la parte tecnica. C'è stato un altro incidente mortale, lo vediamo dal Gazzettino, un ciclista travolto e ucciso sul ponte della Delizia. Siamo a Codroipo, in Friuli Venezia Giulia. È stato travolto da un furgone, la bici è rimasta agganciata al mezzo in fuga ed è stata ritrovata poco distante. Ci collegheremo tra poco con il nostro inviato Federico De Ros, che vedo già pronto, per cui sentiamo i dettagli. A te, Federico. Sì, buongiorno e ben ritrovati. Purtroppo ci troviamo a documentare una notizia di cronaca nera. Siamo sul ponte della Delizia, che collega i due comuni, quello di Casarsa della Delizia e il comune di Codroipo. Questa mattina intorno alle 7 si è verificato un terribile incidente stradale, più precisamente un mortale che ha coinvolto un ciclista. Lo diciamo fin da subito, aveva con sé
un giubbotto ad alta visibilità, meglio noto come cata rifrangente. Siamo sul punto, come potete vedere qui in questi istanti dalle immagini di Michele Zanette, possiamo vedere un pezzo dello specchietto che potrebbe risalire a quello dell'autista che stava guidando appunto il furgone, dei catadiottri della bicicletta del ciclista. Adesso ci spostiamo, lo diciamo subito, il furgone dalle prime informazioni non si sarebbe fermato ad aiutare e a soccorrere anche il ciclista, la vittima che è stata travolta, quindi si potrebbe parlare poi di omicidio colposo e anche di omissione di soccorso, ma c'è ancora di più, perché dalle prime informazioni che ci sono arrivate alla nostra emittente, una volta dopo l'impatto la bicicletta sarebbe rimasta incastrata al furgone e l'autista avrebbe proseguito la propria marcia verso Codroipo per circa 1,5 km con la bicicletta agganciata, sembrerebbe dalle primissime informazioni, a uno specchietto, allo specchietto lato passeggero, e dalle prime informazioni, ripetiamo, sarebbe sceso dopo 1,5 km da dove ci troviamo noi in questi istanti, avrebbe preso la bicicletta e l'avrebbe scaricata lungo un fossato e avrebbe ripreso la propria marcia. Ci teniamo a dirlo che su questo tratto sono presenti le telecamere di videosorveglianza che quindi avrebbero potuto riprendere e immortalare anche il volto di questa persona. Poi noi qui purtroppo ci troviamo nel punto critico dove è avvenuto l'impatto. Come potete vedere dalle immagini di Michele Zanette, questa sostanza, un assorbente universale minerale che è stato posizionato dagli operatori, e questo è il punto dove hanno provato gli operatori sanitari giunti sul posto con un'ambulanza, elisoccorso e anche i carabinieri per effettuare tutti i rilievi del caso, a soccorrere, a prestare i soccorsi, i tentativi di rianimazione per il ciclista, la vittima di questo terribile incidente. Da quanto appreso, questo punto era cosparso di sangue, si può percepire ancora effettivamente un forte odore dove ci troviamo noi in questi istanti. Non sappiamo se questo odore è provocato dal sangue purtroppo della vittima oppure da questa sostanza assorbente universale minerale. Il bilancio è tragico, una ciclista, un'ennesima vita sulla strada spezzata con la fuga di questo pirata che da una primissima informazione ha depositato la bicicletta rimasta agganciata al furgone per circa 1,5 km lungo un fossato. Adesso i carabinieri stanno cercando di rintracciarlo nel più breve tempo possibile, però purtroppo una vita è stata spezzata qui lungo il ponte della Delizia con questo ciclista che è stato effettivamente travolto e ucciso. Per il momento da qui è tutto, a te in studio. Grazie al nostro inviato Federico Da Rossa. Andiamo avanti con la cronaca nera. La Procura di Treviso ha aperto un fascicolo sulla morte nel sonno della 18enne Chiara Zardo a Pederobba, che è deceduta in circostanze per ora misteriose. Aspettare che mi venga detto, voglio capire il motivo per il quale mia figlia è morta a 18 anni. Voglio capire che cos'è successo. Quindi è lei per prima a chiedere che venga fatta un'autopsia? Adesso non sarò io a decidere questo, lo farà chi di dovere. L'importante è che mi diano delle risposte, perché in alcuni casi non è necessaria l'autopsia. In alcuni casi mi hanno spiegato che si vede anche senza fare l'autopsia, e per cui quello che riterranno più giusto io mi affido ai sanitari, insomma. Impossibile trovare pace di fronte alla perdita di una giovane vita, tante, troppe le domande, ma Elisa Ciannillo, con tutta la forza di una madre, torna sulle ultime ore della figlia, la 18enne Chiara Zardo, trovata morta nella sua casa di Pederobba nel primo pomeriggio, poco dopo le 13. La giovane stava apparentemente dormendo. Sono entrata in camera e ho visto che era viola ed era tutta dura,
e quando ho chiamato l'ambulanza mi hanno detto come fare a rianimarla, a fare il massaggio cardiaco, e io l'ho fatto finché sono arrivati loro, ma poi quando sono arrivati mi hanno detto che era già morta da molte ore, quindi probabilmente è morta durante il sonno per arresto cardiaco. Mia figlia era una ragazza sanissima, non ha mai preso un antibiotico, era molto forte fisicamente, solo quella sera aveva un po' di mal di gola, aveva preso un Brufen per il mal di gola e non lo so cosa sia successo. La ragazza era rincasata dopo una serata con gli amici. Mamma Elisa racconta che la figlia era tranquilla e serena e che solitamente il sabato la lasciava riposare. Niente faceva presagire quell'epilogo, anzi. Si sente di escludere l'uso di sostanze psicotrope, di sostanze stupefacenti? Sì, assolutamente, sì, stava benissimo. E questo lei lo ha detto anche ai carabinieri, immagino, perché è stata dai carabinieri. Certo, sì. Beh, ma comunque sono andata per chiedere informazioni per il funerale stamattina dai carabinieri. Era proiettata al futuro, Chiara, come ogni giovane della sua età. Su questo la madre non ha alcun dubbio. Aveva anche tra l'altro un periodo felicissimo, aveva realizzato tante cose in questi giorni positive per il suo futuro. Aveva superato un esame di ammissione al corso DAOS, che lei ci teneva tantissimo a lavorare con i disabili, e aveva superato il test a pieni voti e poi avrebbe dovuto dare l'esame per la patente a febbraio. Tra gli amici e nella casa di Pederobba resta il vuoto, un senso profondo di smarrimento. Lei amava tantissimo la sua cagnolina, che è da ieri che non mangia. Amava la natura e la musica techno, Chiara, e di lei manca già tutto. Mancherà il suo sguardo, i suoi abbracci, tutti i 1000 messaggi che mi mandava ogni giorno, per ogni cavolata mi scriveva quando io ero al lavoro. E niente, questo, il suo disordine, perché era una creativa, per cui super disordinata, e mi mancherà anche quello. La disperazione di una mamma che ha perso questa figlia per ragioni così imperscrutabili per ora, e si spera, io credo che ci debba essere un esame autoptico per chiarire le cause di questa morte, e intanto la Procura di Vicenza ha chiesto l'autopsia per Kevin Bonaldo, il giovane ciclista deceduto dopo un mese di coma venerdì scorso. I funerali si terranno oggi alle 15:30 nella chiesa di Ramon di Loria. Sarà invece l'autopsia a chiarire le ragioni per le quali il 25enne atleta Kevin Bonaldo di Loria sia deceduto a seguito di un malore accusato mentre gareggiava insieme al fratello alla piccola Sanremo di Sovizzo il 21 settembre scorso. Subito trasportato all'ospedale San Bortolo di Vicenza, Kevin ha lottato tra la vita e la morte per un mese fino al tragico epilogo. In questo caso la Procura di Vicenza ha aperto un fascicolo, per ora senza indagati, e disposto l'accertamento. Una persona che fa una serie di visite sportive e quindi fa tutti gli esami che sono consoni, e devo dire che la medicina sportiva oggi, grazie alle tecnologie, riesce a individuare una serie di patologie che una volta era impossibile porre alla luce. Oggi questo fa pensare che sia un altro tipo di patologia che era impossibile prevedere, e quindi di conseguenza l'autopsia anche qui darà un riscontro, e quindi sapremo cosa è successo. Apriamo una finestra sulla politica, ne parleremo anche nella seconda parte di Focus, perché avremo in diretta Gian Antonio D'Arè, che è passato alla Forza Italia, avremo anche Riccardo Barbisani della Lega, avremo un fenomeno della tastiera, un pianista di 12 anni, Antonio Pavan, ma intanto andiamo a Padova, dove al Palageux Coldiretti ha incontrato i candidati. Per ora i candidati presenti sono 3, Alberto Stefani, Giovanni Manildo e Marco Rizzo. A te, Chiara. No, vince lui, è inutile che vi raccontiamo delle parole, no? Ecco, io vorrei... A te, Chiara, sei in diretta,
Sì, buongiorno direttore, buongiorno ai telespettatori di Rete Veneta. Ci troviamo all'interno del Gran Teatro Gauss di Padova, dove è in corso il primo tra i candidati presidente. C'è una vasta platea di agricoltori, oltre 2000 i candidati di Coldiretti presenti in sala. Siamo al momento delle battute conclusive. Come potete vedere ci sono 3 candidati seduti, perché Fabio Bui in questo momento si trova in Corte d'Appello a Venezia, dove sta presentando un ricorso all'esclusione della sua lista Popolari per il Veneto, dovuto, ci ha detto al telefono, l'abbiamo raggiunto circa un'ora fa, alla mancanza di un documento. Lui ha parlato di un formalismo. In questo momento quindi si sta discutendo il ricorso presentato dal candidato presidente Fabio Bui insieme ai suoi legali. Fabio Bui ci ha anche detto: se questo ricorso dovesse essere respinto, noi siamo pronti a presentare un ricorso anche al TAR, una cosa che di fatto bloccherebbe in parte l'iter che porta alle elezioni, perché si dovrebbe attendere l'esito del ricorso al TAR per fare il sorteggio per il posto all'interno della scheda elettorale. È assente anche, ha inviato un messaggio il candidato Riccardo Szumski di Resistere Veneto, che era a Verona, dove ha discusso davanti al tribunale, ha presentato un ricorso perché c'era l'accusa che il suo simbolo fosse stato copiato. Ha proprio diffuso via social pochi minuti fa la notizia che il ricorso è stato vinto, quindi potrà correre per le elezioni regionali in modo del tutto regolare. Presenti quindi in sala Marco Rizzo di Democrazia Sovrana e Popolare, che proprio in questi minuti sta facendo il suo intervento conclusivo, Alberto Stefani e Giovanni Manildo. Su Fratelli d'Italia era aperto un casus, anche le liste di Fratelli d'Italia pareva avessero dei problemi perché mancava il nome di chi ha presentato fisicamente le liste sabato mattina. Su questo noi abbiamo sentito il coordinatore regionale di Fratelli d'Italia, Luca De Carlo, il senatore Luca De Carlo, che ci ha detto nessuna irregolarità. Allora vi lasciamo all'intervista che abbiamo raccolto con il collega Federico Cibotto qualche minuto fa, poi la linea può tornare allo studio. Abbiamo un verbale che dice che è tutto a posto, un verbale consegnato dalla Corte d'Appello, quindi è una non polemica secondo me. Quindi diciamo che non ci sono, voi non state facendo neanche niente, non avete dovuto presentare una documentazione ulteriore, altre cose? No, ce l'avrebbero chiesta, ma siccome non ci ha chiesto nulla a nessuno, anzi ci ha mandato un verbale dicendo che è tutto a posto, non vedo perché avrei dovuto fare cose in più. Luca De Carlo al microfono di Chiara Gaiani con Federico Cibotto per la parte tecnica. Come avete sentito è chiarito il problema che ha riguardato il movimento di Riccardo Szumski, Resistere Veneto. Sembrava che ci fosse un problema per un simbolo che qualcuno ha contestato. Szumski ha detto che è stato tutto chiarito. Vediamo, sentiamo cosa ha detto. Avuto giustizia e riconoscimento delle nostre ragioni, il nostro simbolo è valido ed ammesso alle elezioni. Duri i banchi. Allora risentiamolo fin dall'inizio perché è saltata la prima parte. Sentiamo. No, vabbè, niente. In ogni caso, duri i banchi, ha detto Riccardo Szumski, non c'è nessun problema per un simbolo che era stato contestato. Torniamo alla cronaca, sentiamo Valentina Visentin. Ci sono state delle aggressioni alla sagra del Folpo e le aggressioni e le risse si susseguono in tutte le nostre province purtroppo. Sentiamo. Prima una rissa tra un giostraio e 2 ambulanti venditori di frutta e dolciumi, poi un 14enne aggredito con lo spray urticante. È stato un inizio turbolento quello della tradizionale Fiera del Folpo di Noventa Padovana, con 2 interventi dei carabinieri nelle serate iniziali. Il primo venerdì sera per placare la lite violenta scoppiata per futili motivi tra il gestore di uno spettacolo itinerante dello scivolo gigante e i titolari di un banco di prodotti siciliani. Sul posto i militari dell'Arma che hanno identificato i responsabili della lite violenta, come spiega il sindaco di Noventa Padovana Marcello Bano. Queste 2 persone si sono picchiate, sono state immediatamente fermate, caricate dai carabinieri che ringrazio, portate via e il giorno dopo ho sospeso le licenze e ho mandato via il banco
e la giostra che non si poteva smontare fisicamente l'abbiamo transennata. E mi riservo se rendere questo provvedimento permanente per l'anno prossimo. Sabato sera invece un 14enne è stato derubato dello zainetto con 5 euro da un baby bullo che lo avrebbe anche aggredito spruzzando spray al peperoncino e dileguandosi poi tra la folla. Nonostante questi due episodi, la fiera sta attirando migliaia e migliaia di persone. La sicurezza dell'evento per l'amministrazione comunale resta prioritaria. Noi abbiamo circa solo di steward 30 persone dislocate su via Roma, più tutta un'altra serie di gruppi di supporto dai carabinieri in congedo, soprattutto alla polizia locale, ai carabinieri. Per noi la priorità che ci siamo dati è la sicurezza. Ancora furti, non c'è fine a queste azioni dei ladri che entrano dappertutto. Andiamo in Valdobbiadene da Christian Arboit per ancora residenti a tu per tu con queste bande di malviventi. A te Christian. Sì, direttore, buongiorno. Dici bene, non c'è pace tra gli ulivi, non c'è pace tra i vigneti, nemmeno quelli del Cartize, del Prosecco. Perdonatemi la battuta, però insomma dobbiamo anche sdrammatizzare, sindaco Fregonese, perché questa zona è tornata nel mirino dei ladri sabato sera. Cos'è successo? Direttore, dei ladri sono entrati in azione in una casa con annessa cantina e sono stati di fatto messi in fuga dall'arrivo dei proprietari. E poi, sindaco Fregonese? E poi c'è stato un pronto tam tam nei gruppi WhatsApp di vicinato, in primis San Giovanni, ma poi anche nelle altre frazioni. Questo ha permesso di allertare i residenti. E probabilmente il pronto intervento di chi purtroppo si è trovato di fronte ai ladri in casa ha permesso anche poi che questi ladri insomma si siano dati alla fuga, abbiano abbandonato il territorio probabilmente, quindi non ci siano stati altri furti. Quindi ringrazio questa famiglia, queste persone per quanto hanno fatto e soprattutto tutti quelli che hanno collaborato nell'avvisare i vicini di casa della presenza di malviventi intenzionati a fare furti in casa. Anche perché una settimana prima, una decina di giorni prima, in quella zona, in quella stessa casa già erano entrati in azione. Sì, in realtà con furti in auto parcheggiate all'esterno, comunque episodi sicuramente spiacevoli. Insomma, è difficile far fronte a questi furti, a questi episodi. Sicuramente l'attenzione e la collaborazione dei cittadini con le forze dell'ordine aiutano a limitare i danni sicuramente. Ecco, e in quel caso sabato sera il tam tam è servito perché ha scongiurato probabilmente il ripetersi di altri furti, di altri colpi. Un ruolo fondamentale lo ha avuto Pier Arrigo. Pier Arrigo è imprenditore qui della zona, possiamo fare il nome perché è una cantina storica al Cartize di Beppi Boretta ed è anche presidente della riserva di caccia. Pier Arrigo sabato sera si è messo in moto con tutti gli abitanti, che non sono tantissimi ma particolarmente efficienti, di San Giovanni. Sì, esatto, subito ho visto l'avviso dalla Proloco, dal gruppo della Proloco, e subito ho avvisato anche altri amici cacciatori della zona che magari abbiamo strumenti per la visione notturna, ma soprattutto la conoscenza di sentieri, eventuali vie di fughe di questi ladri, e quindi siamo andati in supporto alle forze dell'ordine che magari vanno a non sapere bene proprio i passaggi segreti dei boschi e così, e siamo riusciti subito a controllare i paraggi quasi tutta la notte, ecco, perché dopo noi abbiamo avuto già un fatto del genere l'anno scorso, e quindi confesso che c'è la rabbia quando si sente che c'è questa gente incivile che gira per le case e può entrare in qualsiasi momento. Anche quando si è presenti viene la rabbia per forza, e quindi la nostra arma è quella di presidiare il territorio con i nostri strumenti e la nostra passione della caccia. Ecco, lei prima diceva Arrigo non con le armi ma con gli altri strumenti, questo lo specificava. Sì, abbiamo la fedina penale super pulita, noi cacciatori con licenza di
caccia, esami e il porto d'armi, però voglio spezzare una lancia a favore delle associazioni pro loco, riserva di caccia che siano, e credere in queste associazioni, andare d'accordo tutti quanti e non, come tante volte si vede, a usare queste associazioni per contrasti inutili e veramente poco magari ottimisti. Ecco, quindi sabato sera siete entrati in azione anche voi come cacciatori per presidiare il territorio, binocoli, torce e quant'altro. Sostanzialmente anche questo ha messo in fuga i ladri, è un disincentivo, sindaco Fregonese? Assolutamente sì, ringrazio l'associazione Cacciatori Valdobbiadene, ma tutte effettivamente le associazioni valdobbiadene che collaborano non solo nelle iniziative positive che il territorio offre, che le associazioni offrono, ma anche proprio con la vicinanza a chi ha bisogno, anche nel caso di furti, tentativi di furto. Quindi se non ci fosse un presidio, un controllo del territorio in collaborazione con le forze dell'ordine sarebbe molto più difficile. Abbiamo un territorio vasto. Sono ronde, che cosa sono? No, sono cittadini liberi, conoscitori, profondi conoscitori del territorio che, come ha detto Pierarigo, conoscono ogni sentiero, ogni angolo del territorio, anche laddove non si può accedere con le auto, quindi le forze dell'ordine difficilmente possono arrivare, ma questo controllo del territorio associato al sistema di videosorveglianza, il portale di lettura targhe e l'azione dei carabinieri, insomma, è sicuramente positivo e sono sicuro limita quello che potrebbe essere un fenomeno ancora più dilagante di furti e tentativi di furto nelle case e nelle cantine. Allora, direttore, ti rubo ancora un minuto perché c'è un episodio che vorrei raccontarti. Pierarigo l'anno scorso ha lasciato a piedi letteralmente dei ladri. Cos'è successo, Arrigo? Sì, esatto, poi è anche difficile distinguerli, magari in un'attività commerciale così. Era una coppia che in cerca di bere un calice, e gentilissima, però sono arrivato io nel parcheggio mentre loro andavano via e fatalità è caduto il portafoglio di mia sorella alla ladra e quindi è scattato subito la rincorsa. Sono entrato nella macchina, ho tolto le chiavi subito con loro presenti e dopo ringrazio anche le forze dell'ordine perché una volta chiamate sono arrivate subito tempestivamente. Quindi lei, Arrigo, quando ha visto il portafogli appena sottratto a sua sorella da questa coppia insospettabile di ladri, si è fiondato all'interno dell'abitacolo della loro auto e ha tolto le chiavi, quindi di fatto lasciati a piedi. Però non dovrebbe aspettare a noi, ecco, questi interventi, anche proprio per il rischio insomma di farsi male. È andata tutto bene comunque. Quindi i ladri che intendono venire a San Giovanni, mi pare, sindaco, sono avvisati? Beh, su tutto il territorio comunale, torno a dire, c'è una forte e stretta collaborazione con le forze dell'ordine. Abbiamo la fortuna di avere una caserma locale dei carabinieri che pattugliano assieme poi le caserme dei comuni vicini con dei controlli quotidiani notturni, quindi insomma finché c'è questa collaborazione, questa facilità di dialogo tra cittadino e forze dell'ordine, insomma credo che il segnale debba essere forte e chiaro che il territorio controllato, presidiato, torno a dire, è una battaglia molto difficile, impari, ma con l'aiuto di tutti quanti e soprattutto con la correttezza nel, come ha detto Pierarigo, nel capire fin quanto possiamo spingerci e assolutamente chiamare le forze dell'ordine perché intervengono prontamente. Grazie sindaco Fregonese, grazie il presidente della riserva di caccia Pierarigo. Direttore, io ti lascio con questo servizio, con il messaggio che lancia l'associazione Furti in Corso che ben conosciamo, perché da ieri è scattata l'ora solare, più buio, più oscurità e aumenta il rischio di furti, aumenta l'allerta. Dall'ora legale siamo passati all'ora illegale, chiamiamola così. Facciamo il punto con Christian Dem dell'associazione Furti in Corso e poi con Nicoletta Rizzetto ti restituisco la linea. Oggi c'è stato il cambio dell'ora, quindi una data importante. Perché? Perché inizia, purtroppo usiamo la parola brutta, stagionalità di furti, l'incremento dei furti, ma anche delle truffe e di tutti i reati predatori, perché approfittando dell'oscurità si innalzano questi fastidiosi reati.
Reati contro i quali si può fare qualcosa, alzando il livello di sicurezza personale e della comunità attraverso accorgimenti anche minimi. Quindi chiudiamo bene i balconi, accendiamo l'allarme, accendiamo le luci, mettiamo delle luci temporizzate, avvisiamo i vicini se andiamo via un paio di giorni, adesso con il famoso, tra virgolette, ponte dei morti, brutto da dire, ma in realtà si fa, no? Quindi mi raccomando, aiutiamoci tra di noi, facciamo rete e segnaliamo più possibile alle forze dell'ordine e anche su Facebook tutto quello che c'è da fare, macchine sospette e via. Questo è il buon andare del vicinato e del gruppo. Furti che continuano inarrestabili sulle mura di Treviso. 3 settimane fa, in pieno giorno, una donna settantenne, mentre passeggiava con un'amica, è stata afferrata al collo e scaraventata a terra mentre il ragazzo che l'aggrediva le strappava di dosso un gioiello di grande valore, dileguandosi poi a piedi. Su questo episodio stanno indagando i carabinieri. Lo stesso Demma racconta che le persone lo fermano per raccontargli tutti gli episodi di criminalità di cui sono al corrente. La settimana scorsa c'è stata una raffica di furti nella zona di Quinto di Treviso, altri nella zona di Villorba, insomma un po' tutte le città purtroppo, ma questo non deve consolarci, deve solo farci alzare la soglia di attenzione, perché inizia un periodo molto grave e secondo me, come sempre diciamo brutte profezie di furti in corso, quest'anno sarà molto molto dura da affrontare, quindi mi raccomando, stiamo attenti, stiamo uniti. Dai ladri alle baby gang, il questore di Padova Marco Odorisio ha emesso nelle ultime ore 15 misure di prevenzione personale nei confronti di 9 giovani tra i 19 e i 25 anni. Per una ragazza di 21 anni i provvedimenti sono 5. Avevano dato vita a una vera e propria rissa all'interno della sala Tecno del Pride Village lo scorso 6 settembre. 7 dei 9 giovani raggiunti in queste ore da 15 provvedimenti di prevenzione personale firmati dal questore di Padova Marco Odorisio. Si tratta di 8 daspo Willy, 2 avvisi orali e 5 fogli di via obbligatori dai comuni di Padova, Bignasego e Piave di Sacco, che hanno raggiunto in totale 9 giovani tra i 19 e i 25 anni. A far scoppiare la rissa al Pride Village sarebbero stati 7 di questi, 6 ragazzi e un ragazzo, che dopo aver iniziato un litigio a colpi di cubetti di ghiaccio sarebbero passati le mani bloccate dai buttafuori presenti in sala. La rissa non si sarebbe fermata e sarebbe continuata anche all'esterno del padiglione della fiera, dove una giovane sarebbe stata sbattuta ripetutamente la testa contro un palo. Il nuovo intervento dei buttafuori e l'arrivo delle volanti aveva calmato gli animi. Per 6 ragazze era scattata subito la denuncia. Adesso dovranno fare i conti anche con i daspo Willy, che per 3 anni vietano il loro accesso e stazionamento in tutti i locali pubblici nei pressi della fiera. Per una componente del gruppo, una 21enne residente nel Piovese, le sanzioni diventano 5. A lei si aggiunge il foglio di via obbligatorio del comune di Padova per 4 anni e un avviso orale. La giovane era stata denunciata per un furto avvenuto in un centro commerciale di Almignasego. Per questo è stata raggiunta anche da un foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno per 4 anni del comune della Cintura. Con gli ultimi provvedimenti firmati salgono a 448 le misure di prevenzione adottate complessivamente dalla questura di Padova. 67 di questi hanno raggiunto minorenni. Servizio di Chiara Gaiani, andiamo a Vicenza per spaccio di droga in centro. Federico Fusetti. Operazione antidroga della Guardia di Finanza di Vicenza. Il bilancio è di un arresto e 2 denunce, con 135 grammi di cocaina e oltre 63.000 euro in contanti sequestrati. Un intervento per colpire lo spaccio di cocaina nel cuore del centro storico di Vicenza, che ha portato a un arresto per traffico di sostanze stupefacenti e a 2 denunce per spaccio e ricettazione, oltre al sequestro di oltre 63.000 euro in contanti. Le indagini hanno individuato alcune filiere di spaccio vicentine e così gli uomini delle Fiamme Gialle hanno effettuato una serie di perquisizioni che hanno permesso di trovare cocaina e marijuana nell'abitazione di uno degli indagati, dove sono stati recuperati anche oltre 52.000 euro in banconote di diversi tagli ben nascosti all'interno di un termosifone. In casa anche tutto l'occorrente per il confezionamento dello stupefacente, scattato così l'arresto in flagranza e la segnalazione alla Procura di Vicenza. Subito dopo, grazie ad altre perquisizioni,
segnalazioni. Sono stati trovati ulteriori 11.400 euro, dei quali gli indagati non hanno saputo spiegare e giustificare la provenienza. L'operazione, dunque, alla quale hanno partecipato anche i cani antidroga del comando di Padova, ha permesso di sequestrare in tutto 63.565 euro in contanti, cocaina e marijuana. Peraltro i 3 indagati non risultano avere alcun lavoro. Oggi in regia Francesca Pezzo e Edoardo Paris. Andiamo avanti con altra cronaca. La mafia alle porte di Venezia. La Corte di Cassazione ha riconosciuto lo stampo mafioso della cosiddetta mala del Tronchetto. Sentiamo. Quella che agiva al Tronchetto era un'associazione di stampo mafioso. La Corte di Cassazione lo ha stabilito in maniera definitiva, confermando le conclusioni alle quali era giunta la Corte d'Appello di Venezia. Originariamente, nella sentenza di primo grado, poi impugnata dalla Procura di Venezia, pur riconoscendo la pericolosità della banda, il Tribunale non aveva ravvisato gli estremi dell'articolo 416 bis del Codice Penale. La Corte di Cassazione era quindi chiamata ad esprimersi sul ricorso presentato dagli imputati che al rito abbreviato si erano visti riconoscere in appello l'appartenenza ad un'associazione di stampo mafioso, tra loro anche Loris Trabuio, considerato a capo dell'organizzazione. Per coloro che hanno scelto il rito tradizionale, invece, è in corso di svolgimento il processo d'appello. Dalla Corte Suprema, quindi, è stato riconosciuto uno scenario inquietante di un gruppo che si muoveva tra minacce, estorsioni, rapine e persino attentati per ristabilire il monopolio del controllo dei trasporti turistici, una mafia alle porte di Venezia. Restiamo a Venezia perché sono state fermate in 3 giorni 11 borseggiatrici. Il sindaco Brugnaro ha detto: noi non molliamo, i nostri agenti continueranno a fare il loro lavoro. A Venezia continua la lotta della polizia locale a borseggiatori e borseggiatrici. In 3 giorni ne sono state fermate 11. 4 giovedì sul Ponte della Paglia, 2 veterane con le mani nella borsa di un 80enne canadese, 2 minorenni a presidio della zona. Il giorno prima invece era toccato a 4 componenti della banda che solitamente agisce tra Piazzale Roma e la zona della stazione di Santa Lucia. 2 uomini e 2 donne tra i 40 e i 45 anni che avevano sfilato il portafoglio a una turista francese ultra settantenne. Infine, il giorno ancora precedente in area Marciana, il nucleo antiborseggi ha fermato altre 3 borseggiatrici in azione, 2 minorenni e una maggiorenne con passaporti bosniaci. Nonostante le difficoltà derivanti dalla legge Cartabia, gli agenti non mollano. Noi continuiamo a fare il nostro, noi continuiamo ad arrestarle, lo facciamo da anni. Penso che la Polizia Locale di Venezia sia la prima in Italia, sempre poi in maniera trasparente, dicendo tutto a tutti, perché dopodiché noi ovviamente rispettiamo le norme, le leggi, quelle che sono. Però direi che c'è un po' di sensibilizzazione in più, almeno questo mi sembra di capire, e questo fa piacere ai cittadini perché ti senti proprio preso in giro diversamente. L'attuale normativa infatti ha reso il furto con destrezza contestabile solo a fronte di una querela della parte offesa, non più d'ufficio dunque, quindi il borseggiato deve necessariamente formalizzare la denuncia. Servizio di Ilaria Marchiori. A qualche settimana dal provvedimento del sindaco di Treviso Mario Conte contro le bici elettriche truccate, molti giovani migranti che le utilizzano si sono rivolti all'associazione Monigo Migranti e a FIAB Treviso per capire che cosa fare. Vediamo. Da noi sono venuti una serie di ragazzi con queste bici perché volevano capire se erano taroccate. Molto spesso queste bici vengono acquistate usate magari da degli amici, non nei negozi, e quindi loro le usano senza sapere effettivamente se sono o non sono taroccate. E abbiamo avuto questi ragazzi numerosi che sono venuti a chiederci di capire se le biciclette che avevano comperato online o dagli amici erano taroccate. All'indomani del provvedimento del sindaco Conte di mettere fuori legge le e-bike manomesse, molti giovani lavoratori si sono rivolti alle associazioni Monigo Migranti e FIAB per non perdere l'unico mezzo con cui possono lavorare e procurarsi un sostegno.
I richiedenti asilo hanno nella bicicletta l'unico mezzo di trasporto anche per recarsi al lavoro e soprattutto se il lavoro è in comuni limitrofi, quindi c'è molta strada da fare, loro poi ripiegano sulle bici elettriche che a volte non sanno usare, insomma, o comunque non conoscono la segnaletica stradale. Per questa ragione partiranno dei progetti di formazione insieme a FIAB Treviso. Con FIAB abbiamo già organizzato un corso in primavera per i richiedenti asilo, un corso proprio di educazione stradale di 4 pomeriggi, perché riteniamo che sia molto importante questo aspetto di educazione stradale. Uno dei progetti già in atto tra le due associazioni e che sta per concludersi è quello che vedrà una quindicina di donne migranti ricevere in omaggio una bicicletta donata dal comune di Treviso e riparata dai detenuti di Santabona dopo aver seguito un corso di formazione. Siamo alla terza giornata di lezioni teorico-pratiche dove le allieve imparano ad andare in bicicletta o provano ad andare in bicicletta, e poi abbiamo il corso tenuto dai docenti del MOMI, Monigo Migranti, che spiegano a loro il codice della strada, principalmente i segnali, il comportamento del ciclista. In 3 lezioni, in 3 incontri abbiamo pensato che non si sia raggiunta una sufficiente formazione, quindi intanto ne faremo un altro incontro venerdì prossimo, 31 ottobre, stesse modalità, dalle 10 a mezzogiorno, la teoria e la pratica. La consegna delle bici avverrà solo in totale sicurezza. Se vedremo che sanno andare in bicicletta, non tutte hanno imparato, e se avranno imparato i segnali, dopo aver fatto una piccola verifica sul percorsi, allora sì, daremo le biciclette che sono già pronte. Allora, nuova aggressione a Borso del Grappa da parte di cani di un falconiere residente vicino al 12° tornante della strada Generale Giardino. 2 giovani piloti di parapendio, mentre risalivano il sentiero, sono stati morsi da un branco di cani liberi, uno alla caviglia e l'altro al polpaccio. Sul posto intervenuti Soccorso Alpino, SUAM, Carabinieri. I 2 italiani delle province di Sondrio e di Trento non sono gravi e si sono recati al pronto soccorso. Solo una settimana fa, nello stesso punto, un altro pilota era stato ferito dagli stessi animali. Andiamo a Bassano del Grappa perché il Ministro della Giustizia Nordio ha chiuso i giochi sul Tribunale della Pedemontana, ha detto sarà pronto nel 2028, ora spazio ai concorsi per i magistrati. Il Tribunale della Pedemontana si farà e funzionerà con forze autonome senza andare a drenare risorse agli altri tribunali delle province di Vicenza, Padova e Treviso. Un punto chiaro e netto, messo nero su bianco dal Ministro della Giustizia Carlo Nordio, che sul progetto bassanese si esprime così. Questo tribunale si farà e abbiamo fugato i dubbi che questo avvenga a scapito degli altri uffici giudiziari. Noi saremo in grado di istituire il nuovo Tribunale della Pedemontana con risorse nuove, senza depauperare gli altri, perché per la prima volta colmeremo entro il prossimo anno l'organico dei magistrati. Per la prima volta dalla Costituzione della Repubblica abbiamo in piedi più di 5 concorsi per un totale di quasi 2000 posti. Abbiamo assunto personale amministrativo. Insomma, prima gli organici, poi il Tribunale. Una risposta a quanti sostengono che l'apertura del Palazzo di Giustizia bassanese, che andrà a rispondere alle esigenze di 500.000 di abitanti e di una zona fra le più produttive dell'intero paese, porterebbe alla nascita di un semplice tribunalino. Era giusto istituire questo tribunale per ricostituire quella giustizia di prossimità che era stata trascurata negli anni passati. Peraltro la zona di Bassano ha un tale sviluppo industriale, finanziario e imprenditoriale che meritava di avere una sua sede non diciamo connessa indissolubilmente a quella di altre realtà, ecco, autonoma, diciamo. E quindi credo che così alla fine saranno soddisfatti tutti, perché questo potenziamento della giustizia avviene senza scapito di nessuno. Intervista di Ferdinando Garavello. Adesso vediamo anche il parere degli avvocati su questo nuovo tribunale, perché molti avvocati dicono sì, lo vorremmo, ma non togliendo personale ad altri tribunali. Sentiamo.
Tribunale di Bassano del Grappa, il ministro Nordio ha dichiarato che entro 3 anni il Tribunale della Pedemontana sarà avviato, finalmente c'è da dire, come l'avvocata Giulia Vigna del foro, ex foro bassanese, foro di Vicenza, e l'avvocata Cristina Bertoncello Brotto, che invece è del foro di Padova. Nello specifico lei lavora a Cittadella. E voglio anche dire una cosa, perché appunto l'avvocata Bertoncello Brotto nello specifico sta portando avanti una campagna di sensibilizzazione ancora più allargata rispetto al raggio d'azione soltanto bassanese, perché sappiamo benissimo quanto il Tribunale della Pedemontana andrà a interessare i territori della provincia di Vicenza, della provincia di Padova e della provincia di Treviso. Avvocata Vigna, il ministro, abbiamo sentito, ha dato questi 3 anni, e tra l'altro anche Giorgetti, che è stato presente qua a Bassano, incontrando le categorie economiche, ha trovato davvero a 360 gradi l'appoggio di tutte le categorie economiche per la riapertura del Tribunale della Pedemontana. Assolutamente. Il ministro Nordio, che voglio ringraziare, ha anche sabato confermato un'ennesima volta il fatto che il Tribunale della Pedemontana sarà una realtà presto. Ha detto 2-3 anni per celebrare la prima udienza. Questo è in linea con i tempi tecnici necessari appunto per reclutare il personale amministrativo e di magistrati. Chiaramente noi che siamo del comitato non perdiamo di vista l'altra strada parallela, ossia l'iter del provvedimento che, ricordo, dal 3 ottobre scorso è alla Camera, iter che deve svolgersi con la maggior celerità possibile, proprio per far sì che venga approvato dai 2 rami del Parlamento e concludere appunto l'iter legislativo. Questo è un aspetto, e noi confidiamo e abbiamo rassicurazioni in tal senso che i tempi saranno sicuramente più rapidi dei 2-3 anni per avere il provvedimento legislativo, ma quello che ha detto sabato il ministro riguarda proprio i tempi tecnici per un altro aspetto, l'aspetto proprio della funzionalità dell'istituzione del Tribunale. E poi... Allora, questo era il servizio da Vanessa Banzato a Bassano del Grappa, e passiamo alla politica. Saluto e ringrazio molto Gian Antonio Darè, europarlamentare, candidato alle prossime elezioni regionali del 23-24 novembre con Forza Italia. Buongiorno direttore e buongiorno a chi da casa ci sta guardando, e buon pranzo. Bentornato, grazie molto. Allora, insomma, è stata la notizia, diciamo, del mese, no? L'esclusione da parte della Lega di Gian Antonio Darè, che si sarebbe candidato con Liga Veneta Repubblica, e la decisione di Gian Antonio Darè di restare nel centrodestra, ma spostandosi, traslocando con Forza Italia da Flavio Tosi. Voglio ricordare che io sono stato espulso dalla Lega 2 anni fa, e quindi io ho sempre detto che a queste regionali ci sarei stato da qualche parte. Chiaramente avevo iniziato con la Liga Veneta Repubblica, tra l'altro facendo un bel percorso e anche una bella organizzazione. Dopodiché c'è stato il veto da parte di Stefani e da parte della Lega. Voglio ricordare che Stefani, oltre ad essere il candidato presidente, è il segretario politico della Lega in Veneto, e quindi sono stato escluso per chiaramente una guerra personale. Per quali ragioni ci si è? Le ragioni non le so, ma sicuramente se uno è forte non ha paura degli altri. Se uno è forte va in battaglia e si confronta con tutti, anche perché qua si tratta di confrontarsi per avere delle idee migliori e per migliorare quello che vuole il Veneto, e soprattutto i veneti. Per Veneto non intendo chi è nato in Veneto, ma chi in Veneto ci è arrivato magari lavorando e per moltissime ragioni. Quindi questa è stata, diciamo, l'occasione. Io ho voluto essere parte di questo. Ho chiamato Flavio Tosi e mi ha detto sì, vieni dentro. Naturalmente sono indipendente perché non ho tessere di partito, però voglio dare il mio contributo sempre in questa grandissima regione. Ecco, molti hanno obiettato, ma come potranno essere i rapporti con Flavio Tosi, che era stato lui la causa dell'espulsione di Darè a suo tempo, no? Come ci
potrebbero essere problemi personali o avete... No, io non ho problemi personali, i problemi casomai sono politici, sulla linea politica di come magari allora lui che era il segretario del Veneto aveva deciso di fare un qualcosa di alternativo a quella che era la Lega e io chiaramente non ero d'accordo, però dopodiché ci siamo incontrati spesso e volentieri in tanti confronti televisivi, ma il rapporto personale è sempre stato quello, insomma, di una persona che aveva idee diverse, però non è che hai una guerra personale. Le guerre personali non si fanno in politica, ci sono momenti in cui condividi il percorso, altri momenti in cui il percorso magari è completamente diverso. Ecco, lei si aspettava da parte degli altri esponenti di Liga Veneta e Repubblica un altro atteggiamento e soprattutto il non, escluso lei, non voler candidarsi e cercare di protestare per questa esclusione? Guardi, allora ci sono dei comunicati stampa fatti dalla Liga Veneta Repubblica dove a giugno dicevano esattamente che io, se non c'era l'accordo nel centrodestra, come d'altra parte abbiamo sempre detto, avremmo fatto una corsa solitaria. Adesso hanno cambiato idea e ci sono i comunicati stampa, non è da Re che lo dice. Abbiamo cambiato tutto, loro correranno per conto loro, io correrò di qua. Questo dimostra la debolezza di queste persone che non sono state in grado di mantenere la propria linea. Cioè, nessuno può dire e fare le liste in casa degli altri. In casa degli altri ognuno si arrangia. Vuol dire che c'è stata debolezza da parte di qualcuno. Certo. Senta, è chiaro che la Lega, diciamo, rispetto alla linea di Forza Italia, posizioni molto diverse. Faccio un esempio, per esempio quello recente degli extraprofitti delle banche o anche su altre questioni in cui c'è stato proprio uno scontro tra Salvini e Tajani. Lei, diciamo, avendo sempre detto di essere comunque fondamentalmente un leghista per i valori in cui ha creduto e in cui continua a credere, potrebbe trovarsi disallineato rispetto a certe scelte? Ma su qualche scelta si può essere anche disallineati, però io penso che sugli extraprofitti, sulle banche, credo che invece ci dovrebbe essere un'altra azione da parte del governo, è quello di dare una priorità a quelli che sono gli operatori, i correntisti. Dovrebbero aiutare questi, perché poi alla fine questo è un surplus, è comunque una tassa che viene fatta, ma la paga sempre chi ha il conto in conto in banca. Se invece danno delle agevolazioni, danno delle operazioni, diciamo, migliori, allora gli extraprofitti sono attuati grazie a un disegno politico. Perché è la politica che ti permette a te banca di avere dei guadagni, degli extra profitti. Certo. E quindi forse sarebbe bene dire diamo la possibilità a chi va in banca magari a prendere i soldi a avere magari un'agevolazione nei tassi. Questo è quello che dovrebbe fare il governo. Ecco, una campagna elettorale che è inevitabilmente breve, perché ormai manca meno di un mese al giorno delle elezioni, ricordo si vota il 23 e 24 novembre. Su quali punti intende concentrarsi, diciamo, in questa campagna elettorale? Ma la campagna elettorale io la voglio fare sulle liste d'attesa. Non è possibile che tu vai all'ospedale e chiedi una risonanza magnetica oppure una TAC e ti dicono che devi aspettare 6 mesi, però se vai a pagamento il giorno dopo te la fanno. Questo non è degno del Veneto. Questa è la cosa che è indicibile. I pronti soccorso che tu arrivi dentro al mattino e esci la sera o alla notte, queste sono le cose che non funzionano. E questo è quello che io voglio cambiare. Per questo chiedo il voto agli elettori e nella mia persona. Perché queste cose vanno cambiate. Non è possibile. La sanità privata è un'altra cosa. La sanità pubblica deve essere pubblica.
Ecco, sulle imprese, gli industriali, gli imprenditori hanno sollecitato la politica a dare, diciamo, una scossa, insomma, no? Perché ovviamente sperano sempre non tanto di avere sostegni, ma insomma di avere le mani libere senza pastoie. Qui purtroppo la burocrazia morde ancora tanto. Lei tra l'altro è anche imprenditore, cui sa. Ma cosa chiede l'imprenditore? L'imprenditore non ha soldi, ha finanziamenti propri, ha una capacità, diciamo, di un'aggressività commerciale ed industriale importantissima. L'unica cosa che chiede alla politica è di essere, cioè le documentazioni che vengono richieste per qualsiasi cosa all'interno del mondo dell'imprenditoria sono troppo lunghe, perché questi si devono confrontare con altre realtà che sono anche all'interno della nostra Europa. Allora, se tu vai in Croazia e in una settimana ti danno tutte le documentazioni, qua passano mesi. Allora è chiaro che poi qualcuno porta la sua attività magari oltre confine. Ma è dovuto a questo, perché abbiamo troppe pastoie, troppe lungaggini, troppi se e troppi ma, che fa sì che l'imprenditore preferisce andare su un porto sicuro dove parte subito, perché tra l'altro ci vuole una sicurezza per fare gli investimenti, e questa sicurezza in questo momento non la stiamo dando. Sull'immigrazione lei ritiene che insomma si debba continuare cioè selezionando, proprio perché gli imprenditori vorrebbero operai qualificati, ma non ce ne sono tra i molti, tra la gran parte di coloro che arrivano con gli sbarchi, no? Ma guardi, allora ci sono state l'ingresso di tanti extracomunitari, ma noi ormai abbiamo extracomunitari già di seconda e terza generazione che sono integrati perfettamente nel nostro tessuto urbano, vanno a scuola, vanno all'università, vanno nel mondo del lavoro, e quindi questi si sono integrati. Cosa che noi chiediamo, cosa si chiede? Che innanzitutto chi non fa bene, cioè non si comporta bene nel nostro territorio, venga, chiaramente, quando ha fatto un reato se ne deve andare, ma quelli che vengono qua, che vogliono lavorare e che sono in grado e sono bravissimi, perché poi è vero che non hanno la formazione, ma la formazione si fa all'interno delle aziende, e noi abbiamo la capacità dei nostri imprenditori di fare questo, cioè di preparare le persone, e c'è tanta gente di buona volontà che entra da fuori confine, entra nel nostro tessuto, perché poi vogliono avere un di che vivere sereno, e la serenità l'hai quando hai un lavoro proprio, quindi una tua, diciamo, capacità economica di poterti inserire nella società, e naturalmente chiaramente ci sono delle leggi, ci sono delle regole che tutti devono rispettare, a maggior ragione chi arriva da fuori. Ecco, ci sono purtroppo periodi come questo dove non facciamo altro che riferire di furti negli appartamenti, nelle aziende, nelle scuole, nelle palestre, cioè ladri dappertutto, soprattutto in case private, che ce li si ritrova faccia a faccia. Allora, le leggi ci sono, non servono altre leggi, però chi è un extracomunitario o uno straniero che è stato condannato deve essere estradato, punto e basta. Non si può tenere qua a far finta di niente. Allora vediamo cosa succede in giro. Tra l'altro la peggior cosa è stata la legge Cantabria, dove uno deve fare la denuncia, e questo ha fatto sì che c'è stato il dilagare completo di questo. Anche pensiamo allo straniero che viene scippato nelle calli di Venezia e poi se ne deve tornare magari negli Stati Uniti, non è che ti fa la denuncia. Certo. E questo rimane un furto impunito, e l'impunità crea altre impunità. E quindi è una catena che si allarga, non si restringe. Se invece questi vengono spediti nei propri stati, questa cosa vedrà che andrà a finire. I furti nelle abitazioni, ormai siamo ridotti a essere chiusi nei fortini. E molto spesso questo si riversa anche su quelle che sono le economie, bar, ristoranti, che si muovono solo il sabato, la domenica o il venerdì, e gli altri giorni è tutto chiuso, perché questa è la mancanza di sicurezza provoca questo. Allora, Marzio Favero, tornando un po' a quanto è accaduto, Marzio Favero è stato escluso dalla Lega, ha detto: io ho pagato le mie critiche al segretario federale Salvini.
è così, cioè chi non è proprio in sintonia con i vertici può Ma ritrovarsi. sicuramente Marzio Favro è stato sindaco di Montebelluna, è stato assessore diciamo, in provincia di Treviso alla cultura, è una persona di grande personalità e soprattutto di grande qualità. Lui è stato escluso perché, come ero io, facevamo delle critiche per dare delle migliorie, perché si sapeva benissimo che se si andava su una certa posizione poi i risultati in termini elettorali, i consensi sarebbero calati. Quello che dice Marzio Favro era una critica non tanto, ma una critica costruttiva, non distruttiva. È stato lasciato fuori, mi dispiace, perché credo che il mondo della politica abbia perso una persona estremamente capace, estremamente brava, soprattutto con delle visioni che, ripeto, non è facile trovare. Allora il centrodestra ovviamente andrà compatto, Flavio Tosi ha detto dobbiamo ottenere un risultato a 2 cifre, l'ha detto anche Tajani, sarà possibile? Cosa prevede dare? Non lo so, sono appena entrato diciamo, in questa compagine, quindi non lo so, non ho sondaggi in mano, quindi, però credo che se fa queste affermazioni vuol dire che hanno dei riscontri che probabilmente li portano su quel posizionamento. Vediamo che in tutta Italia Forza Italia continua ad avere consensi, ad aumentare i consensi, quindi credo che questo sia significativo anche nel Veneto. Poi ogni elezione ha una storia a sé, ogni elezione ha dinamiche diverse, però penso che se dice questo evidentemente sarà confortato da dei numeri. Un'ultimissima cosa, lei continuerà a battersi per l'autonomia, per il federalismo? Io sono entrato 40 anni fa, oltre 40 anni, 1982 nella vecchia Liga Veneta, poi Lega Nord, ci sono entrato perché affascinato da una parola straordinaria, il federalismo. Federalismo e autonomia vanno di braccetto. Perché? Perché credo che, cosa vuol dire autonomia? L'autonomia vuol dire responsabilità gestionale delle amministrazioni pubbliche. Noi abbiamo i sindaci, i nostri comuni, le nostre province, le nostre regioni che sono gestiti in maniera egregia dal punto di vista economico. Allora tu non puoi sforare, avere il patto di stabilità, non è possibile che la Corte dei Conti sia precisa e teutonica in certe latitudini del nord e sia inefficace e inefficiente a certe latitudini del sud. È questo che noi vogliamo portare il modello delle grandi regioni del nord, vedi il Friuli Venezia Giulia, il Veneto, l'Emilia, la nostra Lombardia, sono regioni, compresa anche l'Emilia, che non è chiaramente della Lega, ma è un modello di gestione della regione completamente diverso. È questo che noi vogliamo portare, è questo che noi vogliamo far capire. Questa è la vera cosa che si deve fare, la responsabilità amministrativa delle nostre regioni. Vediamo come sono gestite certe regioni, vediamo il Trentino Alto Adige, vediamo il Friuli Venezia Giulia, che sono regioni autonome, ma hanno una gestione sicuramente estremamente capace, forte e fatta bene. Grazie a Gian Antonio D'Arè, candidato con Forza Italia alle prossime regionali del 23 e 24 di novembre. Buon lavoro, grazie direttore e buona continuazione. Grazie. Andiamo in pubblicità, torniamo subito. Di nuovo in diretta e ancora con la politica, perché ormai manca poco meno di un mese alle prossime elezioni. Ringrazio e saluto Riccardo Barbisan. Buongiorno a tutti, grazie a lei. Grazie vice segretario della Lega qui in Veneto, quindi vice di Alberto Stefani, assessore al bilancio del comune di Treviso e candidato alle prossime elezioni regionali, e sarebbe un ritorno perché Riccardo Barbisan in consiglio regionale era già stato. Allora Barbisan, ho sentito
ho sentito ancora una volta ieri Alberto Stefani indugiare sul sociale, no? Cioè, ritiene che sia priorità. Sì, è il primo punto del nostro programma, perché ci sono delle fasce della popolazione che meritano un'attenzione particolare e di continuare ad avere un'attenzione particolare. Io penso specialmente a quelli che sono i servizi educativi per la prima infanzia, quindi gli asili nido, e ai costi per i nido che non sono più sopportabili dalle famiglie, così come le liste per entrare in casa di riposo, i costi per una persona che debba essere gestita all'interno di una casa di riposo, che anch'essi iniziano a essere non più sostenibili. Queste due questioni che un tempo erano all'ordine del giorno, oggi però hanno un'urgenza enorme, perché in Veneto siamo non solo alla crisi demografica, all'inverno demografico, siamo alla glaciazione demografica, e perché allungandosi la vita, allungandosi le prospettive di vita nel nostro Veneto, che questo è un bene, comunque aumenta il numero di grandi anziani pluripatologici che devono essere gestiti o domiciliarmente fino a quando è possibile, oppure in strutture residenziali quando questo non è più possibile. E sono due grandi nodi che la prossima amministrazione sarà chiamata a risolvere o a dare almeno una risposta, e per questo noi ci candidiamo. Come Lega abbiamo questi due focus, oltre a quello dei ragazzi che dopo essersi formati prendono e vanno all'estero. Esatto. Che vadano all'estero ci va molto bene, anch'io nel mio piccolo sono stato all'estero per alcuni mesi, però il problema è che poi questi ragazzi non tornano. Il Veneto ha un record negativo rispetto alle altre regioni del nord da questo punto di vista, e anche lì noi dobbiamo invertire la rotta. Dobbiamo invertire la rotta dando la possibilità alle imprese venete di avere maggiore competitività, strutture logistiche maggiori e che possano permettergli di combattere la concorrenza estera, al fine di offrire contratti di lavoro meglio remunerati e con garanzie migliori per i giovani che vogliano rimanere in Veneto, farsi una famiglia, fare qui dei figli. Ecco, questo interesse sul sociale può in qualche modo omologarvi agli interventi che sul sociale ha annunciato anche Manildo, cioè non si rischia un po' di... Oddio, guardi, deriva dalla sensibilità del nostro candidato, noi l'abbiamo votato per quello. È una persona che ha fatto il sindaco, quindi da giovanissimo, e quindi sa di cosa parla quando parla delle reali necessità della persona. È un deputato che si è distinto per alcune proposte di legge, di iniziativa propria in Parlamento, per esempio per i ragazzi studenti che fanno i caregiver, quindi assistono propri familiari, ed è una persona che ha questa sensibilità rispetto alla quale, diciamo, noi ci siamo subito messi in carreggiata, perché era anche nelle nostre corde, ma lui ha voluto porre l'attenzione direttamente e in modo velocissimo su questo, ponendo il sociale come primo punto all'ordine del giorno, al quale io insieme metterei quello della competitività delle imprese, come dicevo prima, sempre finalizzato a trattenere qui i giovani veneti affinché sì facciano le loro esperienze all'estero di cui c'è necessità, ma che non depauperino tutto quello che hanno acquisito qui in Veneto, nelle scuole, nelle università pubbliche, a favore di altri, senza ritornare in Veneto per poi portare invece maggiori competenze, maggiore professionalità che hanno acquisito da un'esperienza all'estero. Allora, ovviamente c'è stato e c'è tuttora un confronto all'interno dell'alleanza tra Lega e Fratelli d'Italia. Ciascuno ha sempre detto, ciascun partito ha sempre detto faremo di tutto per essere il primo partito. Che peso può avere la presenza di Luca Zaia come capolista in tutte le province?
Ma allora, intanto la candidatura di Luca Zaia, che io ringrazio per essersi messo così generosamente a disposizione del proprio partito, dimostra che noi ci vogliamo porre in assoluta continuità con quella che è la sua eredità, con quella che è la sua amministrazione. Stefani l'ha detto fin da subito, quindi avere lui come candidato capolista in tutti i 7 collegi provinciali per noi è un motivo di orgoglio, ma ancora una responsabilità maggiore, perché ponendosi in continuità con questo grande lascito amministrativo politico del governatore Zaia, la paura di non farcela a reggere il confronto c'è, però abbiamo dall'altra parte il suo sostegno, la sua cura, il suo incoraggiamento suo e di molte altre persone che hanno già svolto ruoli in Consiglio regionale rispetto ai quali abbiamo appunto il conforto per poter procedere come abbiamo immaginato. I colloqui, i confronti che ci sono stati tra Stefani e Zaia vi assicuro che sono stati proficui e proprio testimoniano il fatto, ma l'ha detto anche credo il governatore Zaia, io mi spenderò solo per Alberto Stefani, il candidato deve essere Alberto Stefani perché in lui vedo e ho la prova, la certezza che vi sarà la continuità della mia amministrazione, quindi ci poniamo in questa assoluta continuità. Dopodiché ovviamente il presidente Zaia è un uomo che più di ogni altro negli ultimi 20 anni della politica veneta è riuscito a costituire, a istituire con i veneti una connessione profonda che non ha paragoni. Qualcuno voleva metterlo da parte pensando così di essersi risolto il problema, in realtà la sua presenza rilancia alla grande le liste della Lega che secondo me saranno il primo partito, perché c'è il presidente Zaia, ma poi senza voler fare nomi perché non sarebbe corretto, ma ci sono amministratori bravissimi, sindaci bravissimi, persone che all'interno delle categorie hanno dato il meglio di sé, militanti che militano sempre dalla stessa parte da 20 anni. Ecco, questo noi proponiamo ai nostri elettori, uomini e donne che hanno già dimostrato o in Consiglio regionale o nei loro comuni, avendo le responsabilità maggiori, apicali talvolta anche come sindaco proprio, di essere ben voluti nel nostro comune, capaci di fare la differenza nel loro comune, di essere rieletti a grandi voti con larghissime maggioranze nei loro comuni e che meritano tutti di poter svolgere il ruolo di consigliere regionale. Senta Barbisani, questo sodalizio tra Stefani e Zaia potrà in qualche modo migliorare la situazione, i rapporti tra Milano e Venezia che non sono stati mai troppo idilliaci? Ma guardi, allora, i rapporti tra Milano e Venezia, se devo ripercorrere nella mente cosa mi viene in mente da iscritto alla Lega dal 1999, non sono una novità il fatto che comunque tra la Liga Veneta, che mantiene oggi ancora di più la sua identità, e la Lega Nord di un tempo, ci siano sempre state frizioni. Del resto noi vogliamo anche idealmente rappresentare una storia preunitaria millenaria, 1100 anni di storia, ci sentiamo eredi di quella storia e vogliamo calarla ovviamente nel presente e nel futuro. Non siamo dei nostalgici, ma sappiamo da dove veniamo e quindi il fatto che la Liga Veneta sia la più antica tra le leghe che nel 1991 si sono fuse nella Lega Nord ci dà anche un titolo per poter dire la nostra su tutto e continueremo a farlo assolutamente. Quindi dico, non è una novità, ma è una novità il fatto che Alberto Stefani abbia quelle qualità di mediazione, anche devo dire la verità, di grande incassatore senza rispondere mai a mezzo stampa, che gli hanno permesso di unire il nostro partito nei 2 anni in cui lui è stato segretario, essere candidato e essersi qualificato come il candidato migliore da parte dell'intero direttivo regionale e anche ha dimostrato di saper tenere
i rapporti con gli alleati che ci sostengono in questa campagna elettorale, perché ha sempre trovato punti di caduta onorevoli per tutti alle elezioni provinciali, nelle elezioni dei grandi comuni o nei comuni insomma al di sopra di 15.000 abitanti, dove rileva la segreteria regionale da lui guidata. Quindi ha dimostrato di avere questa capacità di mediazione che servirà, continuerà a servire, ma non credo che non sentiremo più queste frizioni. Del resto la Lega è un partito che parla di territori, crede nei territori, ed è giusto che i territori dibattano. Grazie a Riccardo Barbisan, candidato alle prossime elezioni regionali del 23-24 novembre con la Lega. Grazie Barbisan. Grazie a voi e grazie a tutti. Andiamo in pubblicità, state con noi perché poi avremo un fenomeno della tastiera. Antonio Pavan, 12 anni, ha già suonato in teatri di tutto il mondo ed è considerato davvero un ragazzo geniale. A tra poco, state con noi. Allora, ci sono dei ragazzi che sono formidabili perché hanno delle doti musicali eccezionali, e noi abbiamo un 12enne, Antonio Pavan, che viene da una famiglia di musicisti, che ha già stupito molte platee in tutto il mondo per la sua bravura al pianoforte. Antonio Pavan, ciao Antonio. Buongiorno. Ciao, è un piacere averti qua. Allora, intanto il 2 novembre ci sarà un concerto meraviglioso a Santa Caterina a Treviso, dove tu ti esibirai. Hai già tenuto dei concerti in tante località del mondo. Come è nato questo amore per la musica? Quando è che è iniziato? Beh, la musica mi ha accompagnato sempre, sin da quando ero piccolo. Mamma mi faceva ascoltare tantissima musica e tuttora anche l'ascolto. Mi piacciono tantissimo tutti i compositori e da piccolo preferivo per esempio Mozart e Beethoven. Poi quando sono cresciuto Chopin mi piace veramente tanto adesso. Chopin, quindi tra l'altro hai ricevuto il premio Chopin, no? Sì, la Legione Chopin di Lugano, un concorso bellissimo dove ho avuto la possibilità di confrontarmi con altri miei coetanei, e in giuria c'erano delle persone straordinarie. No, davvero, quindi è stata sicuramente un'esperienza indimenticabile, no? Ti resterà per tutta la vita. Quando sarai più grande suonerai ancora in tutti i teatri del mondo, e con noi c'è anche la mamma Maia Vassileva. Signora, grazie per essere qui con noi. Anche lei è musicista, insegna musica, no? Sì, insegno musica. Devo dire che sono felice perché io, ma anche mio marito, che non fa il musicista di professione ma il musicista nell'anima, siamo riusciti a trasmettere ad Antonio questo amore per la musica, perché la musica è un linguaggio un po' magico. Io cerco quotidianamente di far capire questo ai miei alunni. La musica fa bene a tutti, e la musica classica, quella diciamo senza parole, ha come una marcia in più, fa bene all'anima, fa bene alle persone, e Antonio ama la musica. E se posso dire il suo talento che noi abbiamo notato è stato sviluppato dalla sua maestra eccezionale, che è Anna Maria Zanetti, presso la scuola di musica Suzuki qua a Treviso. Quindi Antonio è partito con un metodo molto adatto ai bambini, il metodo Suzuki, scuola diretta da Lucia Visentin, tra l'altro una bellissima scuola, e adesso ha preso lo slancio, sta componendo, quindi sta già facendo cose molto più complesse, e finché gli piace noi lo sosterremo, questo posso dire.
Allora sentiamo, abbiamo sentito già qualche nota, la regia ci può mandare ancora, poi ci dite di quale evento si era trattato, sentiamo. Il pubblico che ti segue ti vuole molto bene. Mi aveva detto una volta un mio amico, un mio collega che aveva intervistato Giovanni Allevi, no? E non essendo lui un musicista ha detto: ma come fai a ricordarti tutte queste note? E Allevi ha detto: ma io, guarda, suono senza neanche sapere quello che suono, cioè aveva dato una risposta come se gli arrivassero delle indicazioni da un'altra dimensione, no? Ti capita a volte che suoni e le dita si muovono da sole? Cioè, sì. È così, no? Capita parecchie volte e senz'altro per memorizzare le note ci vuole lo studio e soprattutto la passione e la voglia di suonare, di mettersi in gioco, suonare davanti al pubblico. In concerti. Lì è davvero, anche su quello, affrontare un pubblico veramente richiede una grandi doti, grandi capacità, controllare anche le emozioni. Quante ore al giorno suoni? Perché poi sappiamo che i musicisti devono... Allora, nei periodi scolastici mi alleno dopo scuola, nel pomeriggio. E invece d'estate mi piace anche suonare sia la mattina che al pomeriggio. Quindi insomma, come fai a conciliare poi tutta questo impegno con le altre cose, no? Perché poi la scuola, lo sport, no? Riesci? Sì, riesco perché mi organizzo. Per esempio d'estate quasi ogni giorno mi trovo con i miei amici giù nel cortile del mio condominio a giocare e mi diverto tanto, poi trovo il tempo anche di studiare, fare i compiti, guardare la televisione e per ora riesco a conciliare tutto. Sentiamo un altro brano e poi ci dici di cosa si tratta. Straordinario, poi vedrai quanta gente verrà il 2 novembre a Treviso, a Santa Caterina, a sentirti. Una volta ho intervistato Uto Ughi e mi parlava di quando era bambino, no? Che cominciava a suonare e gli ho chiesto: ma lei si è mai, a un certo punto, si è mai montato la testa? E mi ha detto: no, l'importante è sempre stare con i piedi per terra, pensare di essere sempre come gli altri, non sentirsi particolarmente fortunati, no? Questo, secondo me, tu sei nella stessa categoria,
Spero di esserlo, spero di diventare bravo e di seguire la bella strada per sempre. Bravo, complimenti Antonio, complimenti. E la mamma ovviamente, certo, tanta attenzione alla musica, poi le mamme devono occuparsi anche d'altro, no? Quindi voglio dire, avrà una vita, perché immagino che sia una vita molto intensa. Insomma, È intensa, però dà soddisfazione. Devo dire che è molto difficile per i genitori non rompere l'equilibrio tra Antonio pianista e Antonio bambino, perché bisogna sempre preservare questo lato del bambino, adesso preadolescente, che ama giocare e fare altro, perché non sono le ore che uno passa davanti allo strumento che a nostro avviso possano creare un bravissimo musicista. È ovvio che lo studio deve essere costante, certo, però è soprattutto nella musica cerchiamo di riempire la vita di Antonio di esperienze di ogni genere, perché in realtà attraverso l'esperienza uno poi riesce a trasmettere un'emozione, no? Capisce, comprende le emozioni e cerca di trasmetterle. Quindi sostanzialmente la nostra vita è molto interessante, non ci annoiamo mai, questo posso assicurare. Allora mettiamo anche il secondo titolo, perché questo è il titolo sul concerto, però volevo anche inserire il secondo titolo, che è il giudizio di musicisti di grande livello che ti hanno definito un fenomeno della tastiera, acclamato anche all'estero. E allora chiuderei con un ultimo brano con Francesca Pezzo e Edoardo Paris in regia. Chiudiamo in bellezza con un altro brano suonato da Antonio Pavan. Sentiamo? Complimenti Antonio, complimenti, verremo a seguirti il 2 di novembre a Santa Caterina a Treviso, e grazie molto anche a tua mamma Maia Vassileva. Grazie signora Vassileva, grazie tante. Grazie, se posso ringraziare anche il comune di Treviso e anche l'assessore e tutte le persone che si sono mosse per organizzare questo bellissimo concerto a Santa Caterina. È veramente un onore per Antonio suonare qui. Certo, ma te lo meriti tutto, e tra l'altro l'assessore alla cultura Maria Teresa De Gregorio, no? Poi c'è il sindaco Mario Conte, il vice sindaco, insomma sono tutti, Alessandro Manera, so che sono persone molto sensibili, molto attente, quindi hanno capito che sei veramente un grande pianista. Grazie. Grazie, veramente grazie, a presto, e vi dico quali sono gli ospiti di questa sera a Focus: Antonella Argenti, Laura Besio, Anna Maria Bigon, Gianluca Colusso, Fabio Crea, Enzo Siviero, Alberto Villanova e Andrea Zanoni. È tutto per questa edizione, grazie e buona giornata, arrivederci.